Buongiorno, buongiorno a tutti da San Briccio. Dietro di me la chiesa, come vedete non sono da solo, sono insieme al Faruqi. Oggi giro d'anello, farò la via alta per poi scendere a Mezzane di sotto e poi risalire. Quindi non mi resta che augurare a tutti voi la buona giornata e buon cammino. Come sempre Mauro, gli amici del Carrega, come sentite Faruqi ha voglia di camminare. Buona giornata! Sto entrando nella piazza di San Briccio, un silenzio totale, bellissimo. Alcune notizie, una piccola notizia: San Briccio di Lavagno, siamo a quota 204 metri, qui d'estate si sta benissimo. Piccola altra notizia, qui a San Briccio troviamo anche il forte costruito dagli austriaci nel 1864 se non erro, bellissimo da visitare. E noi proseguiamo. Come dico sempre, alzarsi la mattina presto è magia. Noi siamo abituati in macchina durante la settimana a correre, guardare sempre in orizzontale, ma quando alziamo gli occhi al cielo o guardiamo dentro a qualche bosco, a qualche ulivo, come in questo caso, la magia si amplifica perché la natura è meravigliosa. Quindi se volete godervi al meglio madre natura, uno zaino in spalle, sveglia presto e si parte. Dove siamo passati, come avete visto, ci sono dei maremmani, ci sono anche i cavalli, si fanno delle escursioni, quindi anche un'altra chicca di San Briccio, immersi in questa meravigliosa natura. A questo punto è giusto fare una piccola panoramica. Abbiamo Pian di Castagnè, dietro abbiamo il Baldo, a girare a destra abbiamo Castagnè, dietro al monte Moruri, mentre in lontananza il mio amato Carrega. A girare abbiamo Postuman, a girare ancora Mezzane di sotto, che arriveremo tra un po', e la via Cara fatta una parte la settimana scorsa, spettacolare oggi.
Arrivate a questo incrocio abbiamo varie possibilità che adesso vi illustrerò. Vedete il primo cartello indica Castagnè, Mezzane, dove andremo tra un po', e tornando indietro Marcellise, San Briccio. Ma più avanti qua l'altro cartello che indica i tempi, i chilometri, i metri. Noi scenderemo sul lato destro, ma prima arriva questo capitello dove una piccola preghiera è d'obbligo soffermarsi un attimo per poi proseguire. Ed ecco là San Briccio che dobbiamo raggiungere. Questo giro ad anello, siamo partiti da San Briccio, abbiamo fatto tutta la dorsale, come dicevo un giro ad anello, poi siamo scesi a Mezzane di sotto per poi tornare indietro. Vedete dietro di me una sbarra che chiude la strada. Per alcune domeniche del mese vengono chiuse le strade per far sì che le persone possano camminare, correre e passeggiare in tranquillità in mezzo a questi stupendi vigneti. Ora abbiamo due opzioni, o la strada normale per arrivare a San Briccio, oppure una strada di campagna, un sentiero che sale attraverso il monte e noi prenderemo quello. Siamo e tra un po' vi darò tutte le informazioni.
eccoci qua, trekking terminato, sono partiti gli allarmi come sentite, sono stati 11 km 500 metri con 250 metri di dislivello, dietro di me il campanile di San Briccio, un giro d'anello che consiglio, bellissimo, panoramica bellissima, troverete il video sul mio canale YouTube, troverete il tracciato su Wikilook e quindi non mi resta che augurare a tutti voi la buona giornata, il buon cammino, buon 8 marzo, buon festa delle donne, come sempre Mauro, gli amici del Carrega.